Eccoci qui, Dulcis in fundo con il nostro caro direttore Davide Napoletano. Ciao Davide! Ciao Nicola, buonasera a tutti. Come è andata la serata? Sei rimasto contento, soddisfatto? La serata è andata benissimo, ma soprattutto tanti bravi artisti, ragazzi emergenti, ognuno di loro ha dato il massimo. 10 talenti del territorio che può essere un motivo di vanto per noi sicuramente. E quindi sicuramente poi ci sarà un'altra tappa. Sì, è in programma un'altra tappa e poi ci sarà la semifinale. L'altra tappa forse a breve, entro più o meno 2 settimane, la rifaremo qui al White Angel Club di Nola. E Davide, parlaci un po' dell'Amore Conta, quindi questo importante evento a cui tu sei molto legato, sappiamo benissimo. E quindi spiegaci un po' i dettagli, retroscena, come stanno andando, l'organizzazione, tutti noi lettori, vai. Eh sì, l'Amore Conta, come sai, è in memoria di mio fratello che ho perso 11 anni fa e sta andando molto bene l'organizzazione perché ci saranno molti artisti locali e nazionali il 25 febbraio al Teatro Natur di Cicciano, dove il devoluto andrà all'AIRC. L'AIRC è l'Associazione Italiana Ricerca per il Cancro. L'evento è un evento che ci tengo tanto perché ce l'ho al cuore e sai bene che oltre ad essere in memoria di mio fratello, ma perché è per una giusta causa, la beneficenza. Quindi aspetto tutte le persone che amano fare beneficenza e hanno ancora dei sentimenti accesi come quello dell'amore e che mi possono contattare per la prevendita biglietti, perché come sai sto andando alla grande e al Teatro Natur ci sono massimo di 300 posti a sedere. Quindi ovviamente ci vediamo all'Amore Conta. I primi 3 artisti sono Nico Desideri che hanno accettato, Angelo Di Gennaro, Lucio Pierri, poi ci sarà da Gomorra la seconda e terza serie Antonio Ciccone e tanti altri ancora, oltre che locali ma anche nazionali. Grazie a te, faccio un saluto a tutti gli amici e lettori di streetnews.it, mi raccomando seguitemi sulla nostra pagina di streetnews.it e ovviamente a breve ci saranno tanti altri eventi. Ciao a tutti! Grazie!